partito il Giro del Lago edizione numero 25. Ed è in questo modo che l'edizione del Giro del Lago di Santa Croce ha avuto inizio. L'evento sportivo non competitivo, promosso dal Comitato Alpago Due Ruote e Solidarietà, ha visto la partecipazione di 5.049 concorrenti. Un numero che ha superato tutte le aspettative, come spiega Ennio Soccal, presidente del comitato. È una bella soddisfazione, devo essere sincero, non ce l'aspettavamo, specie negli ultimi anni avevamo visto che era difficile superare quota 4.000-4.500. Quest'anno abbiamo rotto la soglia di 5.000 e devo dire che questo è un risultato avvenuto grazie comunque ai mezzi di comunicazione che ci hanno sostenuto fin dall'inizio. Poi ai volontari che stanno lavorando oggi, ma anche ai volontari che lavorano durante l'anno. Una partecipazione imponente che ha permesso di raccogliere 35.343 euro. Questo è il ricavato delle iscrizioni che andrà interamente a sostenere l'attività dell'associazione Via di Natale di Aviano e dell'associazione Cucchini di Belluno, due realtà che sono un punto di riferimento nel sostegno ai malati oncologici e ai loro familiari. Un evento reso possibile grazie ai molti volontari che si sono dati da fare anche durante il corso dell'anno. Noi oggi abbiamo circa 200 volontari che ci stanno dando una mano, durante l'anno sono ben di meno chiaramente, però se non ci fosse questo gruppo sicuramente non potremmo pensare di fare attività di questo tipo. Concorrenti di tutte le età si sono impegnate in diverse prove, chi nella prova ciclistica, chi nella podistica, chi in una passeggiata e chi nell'evento novità del 2019, la corsa sui pattini. Uno sguardo al futuro, quello del comitato, non senza prima concludere in bellezza l'evento. Il Giro del Lago infatti proseguirà nei prossimi giorni con un concorso fotografico aperto a tutti senza limiti di età fino al 31 agosto e con una mostra ospitata al Palazzo Municipale di Pieve d'Alpago fino all'8 settembre.